Amici bellini, allora ho aspettato notizie, ma la notizia vera e propria è che non ce la faccio più e voglio parlare dell'Atalanta. Non posso aspettare la conferenza di domani, anche perché nella conferenza di domani già lo sapete i tifosi quanto sono importanti. Cominciamo! Allora, voglio togliermi un po' di ansia, quindi volendola togliere a me stesso spero di toglierla a voi qualora ne abbiate. Mariella Leone, benvenuta sul canale, e tutti i nuovi iscritti. Vi voglio bene, vi ringrazio per il supporto, devo ringraziare anche chi non lascia like ma decide di supportarmi su PayPal con un caffè expensive, quindi un abbraccio a Carlo Capobianco. Ha detto: se tu vai da Starbucks ovviamente costa un po' di più, però io lo compro e lo faccio io con la macchinetta, quindi ho caffè pagato fino alla fine. Lasciate i like, li state lasciando i like, benissimo, perché vi faccio vedere Politano, non solo perché ha parlato oggi a Radio Kiss Kiss e quindi vedremo le sue parole, ma lo metto di fianco a Elmas per due motivi. Il primo motivo è che secondo me c'è un vero e proprio ballottaggio nella testa di Spalletti nell'utilizzare al posto di Lozano, che oggi si è allenato in palestra, insomma non credo che possa recuperare, c'è la speranza ma non lo sappiamo. La logica vuole Politano, però Elmas è stato utilizzato a volte a destra e Elmas sembra in grande forma, Politano un po' meno. Però perché mi viene in mente Matteo, tocca a te. Perché se ricordiamo, io mi sono fatto una full immersion sulla partita di andata, perché la mia memoria non mi aiuta, allora mi sono riguardato la mia reaction, la mia analisi tattica. Secondo me è carino riguardarvi, perché vi rendete conto di come è andata secondo il mio punto di vista. Poi potete utilizzare gli highlights, potete utilizzare le statistiche, e quindi noi ci spostiamo con un Ambrabam tattico per vedere cosa è successo. Politano, tocca a te. Perché dico Politano tocca a te? Perché ci sono due cose simili rispetto all'andata. Prima di tutto il Napoli veniva dalla sconfitta con Liverpool e quindi si doveva riprendere, doveva ridarsi quella scossa e dimostrare che la sconfitta con Liverpool era esattamente indolore. Stiamo dicendo che la sconfitta con la Lazio deve essere indolore, benissimo, abbiamo la stessa opportunità. Proprio con l'Atalanta all'andata avevamo l'opportunità di risvegliarci e di continuare la striscia di vittorie in campionato, e abbiamo la possibilità con l'Atalanta di riscattare la sconfitta con la Lazio. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che Elmas fu proprio messo in campo perché ci fu l'infortunio di Kvara. Quindi guardate un po' come possono alla fine le stagioni. Noi dicemmo quella fu proprio un momento importantissimo nel Napoli per prendere consapevolezza e non sentirsi dipendente da nessuno. È mancato Osimhen, lo ha sostituito molto bene Raspadori e Simeone. Quando è mancato Kvara l'ha sostituito molto bene Elmas, e in quella partita segnò addirittura il gol decisivo su assist di Osimhen. Quindi ecco perché io dico Politano tocca a te. C'è l'infortunio di Lozano, benissimo, ci sentiamo, che peccato, benissimo, vai Politano, è il momento tuo, vai forte, vai deciso, vai mentalizzato e potresti essere decisivo. Politano qualche gol all'Atalanta me lo ricordo, lo ha fatto, lo può fare, può rientrare al centro, serviranno molto le sovrapposizioni perché se vanno uomo contro uomo, quindi possiamo immaginare tutta una serie di cose. Leggiamo. Guardate che belli, guardate che belli. Qua possiamo analizzare la partita dell'andata al volo, ma prima di questo, quindi lasciate il like, guardatevi tutto il video. Le parole di Politano in intervista a Radio Kiss Kiss: prepariamo la partita con l'Atalanta da lunedì, sarà una gara difficile ma vogliamo assolutamente vincere. Contro la Lazio abbiamo provato in tutti i modi a riprendere la partita, anche se non meritavamo questa sconfitta. La Lazio è venuta a fare una partita con un calcio diverso dal suo, perché sappiamo che la squadra di Sarri gioca diversamente, più in attacco. Una sconfitta ci può stare, l'importante è reagire. Non mi aspettavo una stagione bella fino a questo punto. Ecco qua poi è il passaggio chiave, neanche Politano se l'aspettava un Napoli così, quindi dall'interno
per quanto uno possa essere positivo e sognare nel meglio, neanche Politano si aspettava un Napoli così performante e così dominante. Quindi fino a questo punto, ma dal primo giorno si è visto che nonostante avessimo perso giocatori importanti stava nascendo un bel gruppo. I giocatori che sono arrivati si sono messi subito a disposizione, si è creato qualcosa di magico. Sin da Di Maro, lui dice Dimaro, io poi non lo so, Politano, c'era un bel entusiasmo, non ci aspettavamo questo, poi è iniziato il campionato, stiamo costruendo qualcosa di importante, il campionato è ancora lungo, ma a quante giornate dalla fine si comincia a dire il campionato è sta finendo, non è lungo, è corto, mancano poche partite? Non lo so, vabbè, è una frase fatta che nel calcio si deve sempre dire. Bisogna continuare a pedalare, questo è giusto, durante gli allenamenti riesci a capire quello che può succedere durante la stagione, c'è stato da subito grande entusiasmo e riesci a capire gli schemi che vuole il mister, entri anche in simbiosi. Ogni tanto la parola scudetto la diciamo perché per tutti noi sarebbe qualcosa di immagine, un coronamento del sogno. Anche se l'Atalanta nelle ultime partite non ha fatto buoni risultati, sappiamo che sarà una partita difficile. Altro passaggio importante, ragazzi, i giocatori seguono il campionato, i giocatori se le guardano la classifica e guardano gli altri risultati, sanno, e adesso lo dimostriamo anche con i numeri, che l'Atalanta qualcosa sta pagando quest'anno. Però sono forti fisicamente, tecnici, noi dobbiamo mantenere il pallone e giocare da Napoli. Se lo facciamo nessuno può fermarci. Arrivare ai quarti di finale di Champions sarebbe un risultato storico, però dobbiamo pensare prima all'Atalanta e poi penseremo alla Champions. L'urlo Champions ti dà brividi, vabbè. Quando finisce vogliamo dare il massimo, vabbè. Se manchi Mancini speriamo che lo convoca la nazionale, lavoriamo al massimo, bla bla bla. È sempre stato calore, questo bla 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 bla. C'è anche un passaggio dove dice la gente ci è sempre voluto e poi è bello viversi la città, è bello Dario, mi raccomando, è bello viversi la città, non troppo, guardate, perché è una città va vissuta, si sta bene. Noi sappiamo che vincere lo scudetto a Napoli è sogno per tutti quanti, sicuramente è una festa bellissima, il mister ci tiene sul pezzo, ci sprona, il campionato è lungo, ricordiamolo un'altra volta, bisogna vincere le partite, c'è la Champions, dobbiamo dare il massimo, tutti a giugno festeggiamo perché pensiamo a giugno, ma possiamo vincerlo anche benissimo. Allora, perché poi dobbiamo ricordare la partita dell'andata? La cosa sfiziosa è che all'andata, vi ho detto, mancava Kvara e fu sostituito molto bene da Elmas, quindi mancando Lozano io voglio sperare che verrà sostituito molto bene da Politano. C'era Osimhen, che poi venne sostituito da Simeone anche abbastanza presto, era molto affaticato, Zielinski, Lobotka, Anghissà a centrocampo, Olivera fu schierato da Spalletti, c'era però Juan Jesus al posto di Rachmani con Kim a destra che fu anche ammonito. Meret fu grande protagonista, bisogna ricordarcelo perché fece due parate importantissime, non facili, e vediamo l'Atalanta è quella solita, adesso stanno provando anche a recuperare Scalvini, Palomino e addirittura Zappacosta, non si sa se ci riusciranno. E noi nel frattempo facciamo anche gli auguri e i complimenti a Simeone che viene convocato dalla sua nazione. Però dobbiamo essere onesti, l'Atalanta è l'unica insieme alle due milanesi, perché il Milan e l'Inter hanno avuto un XG, sono queste le tre squadre finora che hanno avuto un XG più alto nelle partite di campionato contro il Napoli. L'Atalanta fu l'unica che meritava almeno un gol in più e ci mise una grande pezza Meret, poi presero anche una traversa, ricordiamo tutto. Quindi l'Atalanta è pericolosa, dobbiamo stare attenzione all'equilibrio, dobbiamo stare attentissimi. Contemporaneamente però il campionato è andato avanti e dobbiamo far vedere questo. Dobbiamo far vedere questo perché mi voglio togliere le ansie, non ve le voglio dare le ansie. Vedete la classifica, ovviamente la Juventus la dovete considerare, come vi sto dicendo, un po' per sfizio, un po' perché lo so come vanno queste cose, la dovete considerare a 50 insieme all'Inter, quindi si inguaia la lotta Champions per le romane con il Milan che adesso sta tutto ringalluzzito per la vittoria contro il Tottenham, pareggio contro il Tottenham che li porta avanti in Champions. L'Atalanta è lì a 42, un po' più staccata da tutte le altre, quindi la lotta, soprattutto se la Juventus ritorna seconda in classifica, la lotta sarà tra Lazio, Roma e Milan in questo momento, ma sono tutte in 3 punti, quindi sarà interessante. La cosa bella che mi permetto di dirvi è che tutte queste manfrine, il cavillo giudiziario, i tempi, non ci troviamo la carta segreta, no, ma alla fine loro sì, non si dichiarano innocenti, ma comunque per un vizio di forma può essere restituito tutto, poi dobbiamo pensare agli stipendi, non ci interessa niente. È la cosa bellissima che può interessare e può dare ansia solamente a Inter, Lazio, Roma e Milan e Atalanta. A noi non ci interessa niente perché se glieli ridanno comunque stanno a meno 50, no, a meno 50, ma stanno a meno 15. Quindi
Quello che vi voglio far vedere da questa classifica sono i gol subiti, perché il Napoli ne subisse 16, la Lazio ne subisce 19, quindi che il Napoli vada in difficoltà con la Lazio, che faccia una buona difesa, potevamo anche pensare di aspettarcelo, però l'Atalanta ne ha subiti 28 su 25 partite, quindi vuol dire che un gol a partita di media lo possono subire. Il Napoli fa più di 2 gol a partita, questo non è matematica perché poi la partita la devi giocare, però visto l'andamento del campionato e visto come si stanno comportando le due squadre in campo, a 25 partite, quindi abbiamo un bel numero di partite, io mi voglio aspettare un gol del Napoli e poi se il Napoli segna ci possiamo ragionare, e questo è importante. Ricordiamo anche le statistiche però dell'andata, dove fecero parecchi tiri, però siamo stati più cinici, perché ne vedi, noi facciamo 7 tiri totali, 5 vanno in porta, loro 16 tiri totali, 5 vanno in porta, noi più possesso palla, come al solito più passaggi, più precisione nei passaggi e quasi i falli uguali. Questa fu una cosa strana, però noi uno ammonito, ricordo che Kim prese il pallone, Kim fu l'unica volta in cui addirittura protestò, e poi ricordiamo anche il rigore perché Osimhen che cerca di togliere la mano e invece gliela danno, insomma una serie di cose che se ti vai a rivedere la partita dell'andata ti fanno riflettere, ti tengono concentrato, però ti deve dare anche la speranza che si può far bene con l'Atalanta nel nostro stadio. Il discorso dello stadio lo abbiamo affrontato ampiamente, voi adesso vi potete guardare anche le partite di Europa League, che sappiamo che è più difficile, più bella e più importante della Champions League, una chiosa che non ci riguarda, però ci riguarda come coerenza e onestà intellettuale. Ve la ricordate la frase? È una cosa del genere, però bisogna ammettere che in una società come la Juve non sarebbe mai successa, o almeno non sarebbe mai uscita fuori. Ecco, questa è una frase che noi ci dicevamo quando succedevano quelle cose, è stato multato per un'intervista, oppure è uscito il gossip tra i giocatori, ecco, dicevamo sempre la Juve non ci piace, però come società, come sono importanti e ti danno quella sicurezza. Pogba non convocato per motivi disciplinari mi dà l'impressione che questa è una di quelle cose che, mamma mia, alla Juve non sarebbe mai successo, e invece succede anche alla Juve. Vuol dire che, cavilli o non cavilli, in quella società c'è un po' di caos, e di solito queste cose non sono per loro da tutti i giorni, quindi è una riflessione che facciamo anche su di noi. Se sentiamo meno casini per quello che ci riguarda, vuol dire che le cose possono anche stare in crescendo, che stiamo migliorando, che stiamo gestendo meglio, e questo è tanto di guadagnato, è una soddisfazione che ci dobbiamo togliere. Non possiamo essere sempre quelli là che, alle volte possiamo essere anche quelli là che dipende dal quando. Da New York, Valerio Fluido è tutto, forza Matteo, se giocasse Elmas, forza Elmas ovviamente, forza tutti, forza Anghissà, perché Anghissà, non te lo questa è una partita di Champions, non la dichiaro mai una finale, ma questa è una partita di Champions, facci vedere come sono le tue scarpe. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.